Benvenute a tutte e a tutti e grazie di essere qui in questa prestigiosa sala. Ringrazio la Presidente dell'Ateneo Veneto, dottoressa Magaraggia, e tutto il personale che rende possibile questo nostro incontro. Nel 2004 il Parlamento italiano licenziò la legge numero 92 del 30 marzo 2004, che istituì il giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati. L'ANPI fu più che mai consapevole che si fosse trattato di un dramma nel dramma che sconvolse l'Europa intera e il silenzio che calò subito dopo fu probabilmente dovuto all'avvento della guerra fredda. Meglio non parlare di certe vicende che coinvolgevano l'esercito italiano con i suoi crimini di guerra in quelle zone. Meglio non parlare di foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Meglio quindi non parlare di nulla. Terminata la guerra fredda, si rese quindi possibile un dialogo più sereno con Slovenia e Croazia. I rispettivi ministri degli esteri decisero così l'istituzione di due commissioni miste, una italo-slovena e una italo-croata, che affrontassero le vicende in tutta la loro complessità. Ne scaturì la relazione italo-slovena, l'altra non si riunì mai, purtroppo. Relazione che l'ANPI ha sempre avuto ed ha come riferimento in merito alla storia del confine orientale. La nostra associazione si occupa di memoria storica, memoria in tutte le sue complesse sfaccettature. Per tale ragione abbiamo sempre cercato di affidarci alle fonti primarie e soprattutto al lavoro degli storici istituzionalmente riconosciuti. La nostra sezione e tutta l'associazione rimane convinta, infatti, che la verità, quale essa sia e in qualsiasi circostanza, vada sempre e comunque ricercata e divulgata. Uno Stato democratico si nutre di verità storiche, perché solo queste possono portare ad una crescita civile che porti ad un avvicinamento dei popoli e alla definitiva edificazione della Casa Europea. Ringrazio quindi il professor Davide Conti, che non ha certo bisogno di presentazioni. Dirò soltanto che è uno degli storici italiani più accreditati sulla storia del fascismo e del neofascismo, consulente della Procura di Brescia per la strage del 74, della Procura di Bologna per la strage del 2 agosto dell'80 e dell'Archivio Storico del Senato. Ha generosamente scritto un cospicuo numero di libri che ci offrono la possibilità di conoscere storie ed eventi tragici del nostro Paese. Ci tengo molto a precisare, per evidenziare la professionalità scientifica del professore, che la sua importante ricerca sulla guerra di liberazione a Roma 43-44 ha reso possibile il conferimento della medaglia d'oro al valor militare per la resistenza alla nostra capitale da parte del Presidente della Repubblica nel 2018. Ringrazio ovviamente l'amico giornalista dottor Roberto Reale, volto noto della RAI del Veneto, che offre sempre la sua professionalità e competenza all'ANPI per i dibattiti che esigono puntualità e chiarezza. Lascio quindi la parola a loro, porgendo però prima i saluti a tutti da parte della Presidente ANPI Provinciale di Venezia, dottoressa Cristina Paoletti, che non è potuta venire per un contrattempo familiare. Prima però di lasciare la parola ai nostri ospiti, anzi i nostri relatori, avrete letto, molti di voi avranno letto il comunicato di Speranzon, del senatore Speranzon, in merito ai finanziamenti che l'ANPI riceve come associazione combattentistica ed arma. Allora noi abbiamo piacere di farvi ascoltare le nostre risposte, quella dell'ANPI regionale, del coordinamento regionale dell'ANPI e quella della nostra sezione. Lascio la parola a Gianluigi Placella. Grazie. Sì, buonasera. Aggiungo solo per richiamare il tema del nostro comunicato e del comunicato regionale che leggerò, che l'iniziativa del senatore Speranzon vuole che
non siano dati finanziamenti all'ANPI, in quanto è una delle associazioni di sinistra che si è macchiato di negazionismo nei confronti delle vicende del confine orientale. Vi leggo il comunicato dell'ANPI regionale. L'ANPI regionale Veneto esprime sdegno e indignazione per le affermazioni del senatore Speranzon pubblicate dai quotidiani locali relativamente alle celebrazioni del Giorno del Ricordo e che attaccano la nostra associazione costituita da quasi 80 anni e che da sempre si impegna per la conoscenza e la valorizzazione della storia nazionale e dei principi ispiratori della nostra Costituzione. L'attacco all'ANPI di negazionismo e o riduzionismo degli eventi drammatici legati alle foibe e all'esodo, tragedie incancellabili nel tempo di ferro e di fuoco della seconda guerra mondiale scatenata dai nazifascisti, è una consuetudine del partito di cui fa parte il senatore Speranzon e perciò questo suo sparlare con i toni grevi di un anticomunismo d'antan non ci stupisce, ma ci indigna che un membro del Parlamento italiano non conosca e non difenda i valori che ispirano e permeano tutto il testo della nostra Costituzione, frutto dell'accordo di personalità e forze politiche di idee diverse, ma unite nella difesa della libertà e della democrazia ottenute con la lotta contro il fascismo e la dittatura. In che modo può sedere in Parlamento chi non riconosce questi valori? Speranzon difetta chiaramente riconoscenza storica e si esprime in modo disonesto fazioso, senza considerare ciò che pure è scritto nel testo della legge istitutiva del Giorno del Ricordo, dove si fa riferimento esplicito alla, virgolette, complessa vicenda del confine orientale. La storia di per sé è una materia che deve essere studiata nella globalità dei suoi aspetti e di cui non può farsi un uso parziale, propagandistico, strumentale a una narrazione politica nazionalistica che stravolge la verità storica. Ma gli esponenti di Fratelli d'Italia e tutti quelli che manifestano con il braccio alzato nel saluto romano, inneggiando al fascismo, sembrano ignorare tutto questo e trovano molto più facile attaccare l'ANPI, che si impegna invece con il contributo di valenti studiosi dalle comprovate competenze scientifiche a sviluppare la conoscenza storica e dei principi costituzionali per far sì che anche le giovani generazioni crescano nel rispetto dei valori fondanti della nostra Repubblica. L'ANPI perciò, respingendo con fermezza, in nome della realtà storica, della sua dignità e del suo onore, le affermazioni del senatore Speranzon, auspica che eventuali iniziative, come quelle preannunciate nei comuni del Veneto, non vengano neppure prese in considerazione dai consigli comunali. Che non si ripeta quello che è successo nel 2021 con l'approvazione della delibera numero 29 da parte del Consiglio regionale, in cui si è attaccata, oltre all'ANPI, la libertà di ricerca storica. Maria Cristina Paoletti per il coordinamento del Veneto. Questo invece è il comunicato della nostra sessione 7 martiri. Le affermazioni del senatore veneziano Speranzon in merito alla posizione della nostra associazione per ciò che riguarda la legge numero 92 del 30 marzo 2004 che istituì il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano dalmata, delle vicende del confine orientale, vanno respinte perché non rispondono al vero e perché strumentali. La sezione ANPI 7 Martiri di Venezia non ha alcuna difficoltà a dimostrarlo in maniera esaustiva e spera definitiva contro ogni narrazione opportunistica della destra a matrice fascista. L'ANPI è associazione che si occupa di memoria storica, memoria in tutte le sue complesse sfaccettature. Per tale ragione abbiamo sempre cercato di affidarci alle fonti primarie e soprattutto al lavoro degli storici istituzionalmente riconosciuti. Quindi nell'anno scolastico 2010-2011 la sezione che ho l'onore di presiedere a nome della Presidente Enrica Berti, con il Comitato regionale Veneto ANPI, il contributo finanziario della Regione Veneta e il patrocinio della Municipalità di Venezia Murano Burano, si è fatta carico di stampare e distribuire in tutte le sedi degli istituti scolastici superiori del centro storico di Venezia la relazione della Commissione Italo-Slovena. Questa Commissione affrontò in tutta la sua complessità la vicenda relativa al confine orientale, inquadrandola nell'alveo di un contesto storico che ha radici lontane e attraversa tutta la prima metà del Novecento con i nazionalismi della Prima Guerra Mondiale, tra cui quello italiano,
e poi l'oppressione della dittatura fascista culminata nelle violenze naziste e fasciste a seguito dell'invasione della Jugoslavia con la Seconda Guerra Mondiale. Ci teniamo qui a sottolineare che tra i 7 membri italiani ci fu il senatore Luigi Tozzi, allora presidente dell'Associazione dei Profughi Giuliani. Tale operazione di distribuzione capillare ebbe l'unico scopo di avviare un percorso di conoscenza e di approfondimento con gli istituti scolastici superiori, utilizzando quindi un documento ufficiale bipartisan. Disconoscerne le conclusioni ha l'effetto velenoso di alimentare gli irredentismi e pregiudicare gli amichevoli rapporti tra il nostro paese e la Slovenia. A tutt'oggi quella relazione rimane un nostro valido punto di riferimento. La nostra sezione e tutta l'associazione rimane convinta infatti che la verità, quale essa sia in qualsiasi circostanza, vada sempre e comunque ricercata. Uno Stato democratico si nutre di verità storiche perché solo queste possono portare ad una crescita civile e quindi all'avvicinamento tra i popoli e alla definitiva edificazione della Casa Europea. Non possiamo non sottolineare, in conclusione, che alcuni politici, tra cui Speranzone, fanno invece un uso spregiudicato della legge numero 92, decontestualizzando la tragedia delle foibe e dell'esodo dal periodo storico che li precedette. Il suo tentativo di delegittimare l'ANPI, ciò che rappresenta nella coscienza dei democratici come continuità di una storia che affonda le radici nella Resistenza e nella Costituzione repubblicana, non può pertanto trovare sponde nelle istituzioni dello Stato democratico e antifascista. Grazie. Così, giù. Buonasera a tutti voi, grazie all'ANPI, grazie all'Ateneo Veneto. È una occasione importante per approfondire un tema di discussione, di confronto civile. Lo facciamo in maniera, come dire, aperta, attenta al merito della questione. E ovviamente, come è stato detto, tutte le polemiche di basso livello su un negazionismo che non c'è, ci interessano fino a un certo punto, almeno in questo tipo di conversazione. Affrontiamo un tema storico importante, cercando di capire, come ha appena detto Placella, il contesto delle cose. Se uno affronta i temi degli eventi storici, si possono affrontare in tante maniere, in maniera molto strumentale, proiettata totalmente sul presente, in maniera legata a punti di vista, l'uso politico della storia, si può fare e lo fanno, e si vede che lo fanno. Invece, se tu vuoi cercare di capire, cerchi di ricostruire, e per fare questo lavoro la storia, l'abbiamo già detto anche in altre sedi, in un incontro in qualche modo simile a Mestre, la storia è cosa diversa dalla memoria. La memoria guarda più alla soggettività, la storia guarda più alla ricostruzione degli eventi, mettendo insieme tutti gli eventi, non soltanto la parte che ti fa più comodo segnalare, ma mettendo insieme tutti gli eventi, in un contesto che è quello di una lotta di liberazione. Siamo in una Repubblica democratica in virtù di chi ha lottato per ottenere questo risultato, abbiamo una Costituzione repubblicana che è da sostenere e da difendere. Questi sono i nostri punti di vista, poi dopo ce ne sono anche degli altri, ma in questo momento è questo il quadro di riferimento che ci ispira. Con il professor Conti abbiamo deciso di ragionare così: faremo una conversazione, converseremo insieme, poi a un certo punto, se ci sono persone che vogliono dire la loro, a un certo punto apriamo la discussione in maniera aperta, pubblica. Allora, questo incontro però ha un oggetto specifico voluto dagli organizzatori, che è quello di ragionare su come si è arrivati alla
decisione di scegliere, ad esempio, proprio il 10 di febbraio come giornata del ricordo delle foibe, dei martiri delle foibe e degli esuli Giuliano, Fiumano, Dalmati, perché mi ricordo che bisogna citarli tutti e tre perché sono delle realtà anche queste complesse. Professore, allora, come si è arrivati a questo? Poi parleremo anche delle altre date. Come si è arrivati a questo 10 di febbraio? Allora, intanto grazie molto per l'invito, grazie all'AMPI, grazie all'Ateneo Veneto che ci ha una splendida sala e naturalmente questa sera. Proveremo a ragionare di costruzione di una funzione della storia che ricopre all'interno della sfera pubblica un particolare ruolo quando riesce ad esplicitare le sue forme, la sua trasmissione del sapere e dunque, naturalmente, costruire quell'orizzonte di senso che si tiene intorno al racconto dei fatti. Questa in fondo è la funzione, il compito della storia. Spiegare non solo da dove veniamo e dove siamo arrivati, ma soprattutto rispondere alla domanda semplice ma fondamentale del perché siamo ciò che siamo e non siamo un'altra cosa, del perché la nostra società esprime determinate qualità anziché altre, perché la nostra cittadinanza è informata ad alcuni paradigmi di valore e non ad altri. In questo, naturalmente, nella definizione del nostro spazio pubblico, della modalità con cui raccontiamo il rapporto dialettico tra passato e presente, sta anche quello che gli storici chiamano uso pubblico della storia. Appunto, la modalità con la quale si costruisce una trasmissione del sapere, una conoscenza nel corso del tempo ed anche oggi una narrazione di quegli eventi che spiegano e definiscono alle generazioni nuove ciò che è stato fatto, vissuto, attraversato dalle generazioni che non ci sono più, quelle precedenti, segnando quindi una linea di continuità, un nesso, un vincolo che tiene insieme non solo una memoria collettiva, ma un patto collettivo. Noi ricordiamo la radice fondativa della nostra Costituzione nella Resistenza perché da lì si esprime un portato valoriale che rappresenta ancora oggi il nostro patto collettivo, la nostra modalità di riconoscere diritti e doveri nello spazio pubblico della nostra cittadinanza repubblicana. E allora costruire la memoria pubblica è sicuramente un passaggio importante, direi fondamentale, che rimonta a secoli fa e che però nel nostro paese negli ultimi anni, spiegheremo meglio più avanti, ha visto una costruzione laboratoriale, la costruzione di un laboratorio delle leggi memoriali che hanno portato, lo vedremo, ad una torsione di questo racconto pubblico. Il 10 febbraio rappresenta uno dei nostri nodi contraddittori in questo passaggio. Da un lato perché richiama un'area del mondo, un'area del nostro paese che definitivamente dà i natali ad un fenomeno dai caratteri inediti che mai si era affacciato nella storia della società contemporanea fino a quel momento, perché è proprio su quello che noi chiamiamo impropriamente confine orientale che nasce, si sviluppa quel fenomeno che poi diverrà il primo regime reazionario di massa, cioè il fascismo. Lo racconta in maniera puntuale, in termini quasi di cronaca, Benito Mussolini, che nel luglio del 1920 scrive sul Popolo d'Italia, che ha da poco fondato e che dirige,
che in altre plaghe d'Italia il fascismo è appena una promessa, sul confine orientale è già l'elemento preponderante. È un primo punto assolutamente indispensabile del nostro ragionamento storico sulla questione, ovvero quando parliamo di quell'area, di quel punto del nostro paese, parliamo del punto da cui nasce quel fenomeno che poi diventerà dittatura nel nostro paese e poi verrà esportato in tutto il mondo. Non dobbiamo mai dimenticarlo. Il fascismo nasce qui e non in un altrove. Nasce qui per peculiari caratteri economico-sociali, storico-politici, di costume, e dunque quando ragioniamo di questo elemento dobbiamo sempre tenere in considerazione che parliamo del luogo, dell'alveo da cui emerge quel momento storico, quel tipo di fenomeno, quel tipo di regime. L'elemento, diciamo, di contraddizione insita nella scelta del 10 febbraio è rappresentato dal fatto che in primo luogo quella data non ricorda le vittime delle foibe, che sono un fenomeno che ha una specifica origine, uno specifico momento di sviluppo. All'indomani della proclamazione dell'armistizio dell'8 settembre del 1943, quando i territori che sono stati occupati militarmente dal Regio Esercito della del 1941 vengono disoccupati in ragione dello sbando del Regio Esercito e appunto producono con questo sbando quella che gli storici chiamano una jacquerie contadina, una rivolta spontanea, fatta tra 400 e 500 vittime, e che viene interrotta dalla rioccupazione di quei territori, la Slovenia, il Montenegro, la parte della Croazia, la rioccupazione di quei territori da parte della Wehrmacht nazista, che con l'Italia aveva occupato e si era divisa le aree di pertinenza. Un secondo fenomeno di violenza più strutturato si va sviluppando nel maggio del 1945, nel quadro della risalita dal sud al nord del paese dell'Esercito Popolare di Liberazione Jugoslavo guidato da Josip Broz Tito, che giunge a Trieste e in quel contesto, nel contesto della resa dei conti, la guerra totale, si manifesta un elemento, un fattore della violenza propria del fuoco del secondo conflitto mondiale, che fa un numero di morti compreso tra i 3.000 e i 4.500. Dunque, se si fosse voluto ricordare quelle vittime, si sarebbe dovuto, a rigore di logica, in ragione dell'intelligenza dei fatti, questi effettivamente si sono svolti, individuare una data in settembre per le foibe del 43 o in maggio per le foibe del 45. Viene invece scelta una data che con quel fenomeno non c'entra nulla. Eppure, però, si riconnette un'altra data molto importante dal punto di vista della pace del mondo, perché il 10 febbraio del 1947 vengono firmati i trattati di pace di Parigi, che chiudono anche diplomaticamente la seconda guerra mondiale, cioè il più grande massacro di massa della storia della società contemporanea, che l'Italia insieme alla Germania e al Giappone ha scatenato. Ora, quella rappresentazione e la scelta di quella data è particolarmente significativa per almeno due motivi. Il primo, la costruzione di un immaginario selettivo della storia, per cui si fotografa un segmento della vicenda del più complesso confine orientale e attraverso quella rappresentazione memoriale selettiva si determina un rovesciamento dei fattori e dei soggetti in campo, cioè si trasformano gli aggressori italiani del 6 aprile del 1941 in aggrediti, gli aggrediti del 6 aprile del 1941, popolazione jugoslava, in aggressori. Questo rovesciamento della storia, del senso, dell'orizzonte di senso che la disciplina scientifica costituisce nel nostro spazio pubblico,
è il primo elemento di criticità, che viene accompagnato da un secondo elemento di criticità. Quando il capo delegazione dell'Italia a Parigi, si chiamava Alcide De Gasperi, firma gli accordi di pace e ritorna in Italia per la loro ratifica ad opera del Parlamento antifascista, la ratifica che avverrà all'unanimità, a considerare quel trattato un diktat, una mutilazione del territorio nazionale, una pace punitiva per l'Italia, erano soltanto i reduci della Repubblica Sociale di Salò, i fascisti, coloro che quella guerra avevano scatenato, per fortuna perduto. Oggi l'elemento di contestazione di legittimità, diretta o indiretta, che opera attraverso la scelta del 10 febbraio, trasforma quell'elemento di alterità post-neofascista in un elemento proprio della memoria di Stato, codificato per legge. Di nuovo, dunque, la politica memoriale che trasforma attraverso l'uso pubblico della storia l'orizzonte di senso che il tempo ci ha restituito in ragione dei fatti che sono accaduti. E dunque questo elemento non a caso produce anche fuori dai nostri confini immediati impatti, conflitti. Da un lato con popoli degli stati vicini e confinanti dell'Italia. Ricordiamo tutti, gli incidenti diplomatici che emergono dopo alcuni interventi delle altissime cariche del nostro Stato. Scontro, per esempio, istituzionale successivo al discorso del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che produce la reazione dell'allora Presidente croato Stipe Mesic e del suo omologo sloveno, che appunto di fronte all'utilizzo di un discorso pubblico che individua nella pulizia etnica, nella volontà di persecuzione anti-italiana la violenza delle foibe, rappresentano, dal punto di vista generale, una verità inconfutabile della storia, ovvero che erano stati gli italiani a invadere la Jugoslavia il 6 aprile 1940, che era stata l'Italia fascista a farlo, e che a combattere quell'Italia fascista erano stati anche 30.000 italiani che dopo l'8 settembre del 1943, presenti nei Balcani, si erano aggregati, anziché tornare a casa, alle formazioni partigiane dell'Esercito Popolare di Liberazione e avevano combattuto per liberare l'area occupata dai nazifascisti. Così come avevano fatto, di contro, le migliaia di jugoslavi che, deportati nei campi di internamento costruiti dal fascismo dalla Valle d'Aosta fino alla Sicilia, anziché tornare a casa dopo l'8 settembre del 1943, si aggregarono alle formazioni della resistenza italiana, liberando il paese che li aveva deportati, a rappresentare dunque una trasversalità, un tempo si sarebbe detto una internazionalità della resistenza, che qualifica anche la natura della guerra totale, perché la seconda guerra mondiale, a differenza dei conflitti fino a quel momento combattuti, si differenzia anche perché per la prima volta non si contrappongono soltanto alleanze di stati-nazione, ma portati e paradigmi di valore. Lo spiega benissimo uno dei più grandi, se non il più grande storico del Novecento, Erich Hobsbawm, che raffigura nella sua più celebre opera Il secolo breve il conflitto della seconda guerra mondiale come uno scontro tra l'istanza di ritorno al Medioevo, alla barbarie nazifascista, e l'istanza che, pur nelle differenze anche sistemiche degli stati che la compongono, pensiamo all'Unione Sovietica, la Francia, gli Stati Uniti, l'Inghilterra, pur nella differenza sistemica si ritrova dentro i valori quel minimo comune denominatore che è rappresentato, dice Hobsbawm, dall'età dei lumi, dall'età della ragione, barbarie da una parte,
il tempo della ragione dall'altro. E dunque, proprio questo che ci restituisce la seconda guerra mondiale e quel conflitto. L'idea che siano esistite migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone che hanno combattuto non in nome di un'appartenenza etnico-nazionale, ma in nome di valori. Gli italiani che combattono il fascismo, fin dalla sua ascesa al potere, si augurano la sconfitta, si augurano il crollo della dittatura, combattono con fermezza. Ed in questo quadro, nel quadro del conflitto tra valori interno alla guerra totale, alla seconda guerra mondiale, nasce anche in radice quel fenomeno particolarissimo che è stata la resistenza, che ci ha spiegato, dandoci in eredità una straordinaria trasmissione del sapere, Claudio Pavone, non è stata soltanto una guerra di liberazione nazionale, cioè un conflitto frontale tra un popolo occupato e un esercito occupato. È stato anche un conflitto orizzontale, una guerra civile, che ha contrapposto segmenti della stessa comunità nazionale, italiani fascisti a italiani antifascisti, europei antifascisti. Ed è stato in ultimo anche un conflitto verticale, una guerra di classe, spiega Pavone, mossa dai ceti, dalle classi del lavoro contro quei ceti e quelle classi proprietarie e dirigenti che avevano voluto il fascismo per mercato, che avevano alimentato economicamente e sostenuto politicamente. È in questo quadro, è nel quadro della resa dei conti con questo processo storico che si collocano gli eventi su quello che noi chiamiamo confine orientale. Ed è per questo che già nella lettera della legge che chiama quelle zone il confine orientale si tradisce un italocentrismo nella lettura di quegli eventi che non può restituire la complessità, non riesce a restituire la complessità della storia. Grazie. Allora, c'è un punto, come dire, importante da affrontare, che è quello, noi abbiamo parlato in maniera molto ampia e chiara di questo tema della scelta del 10 di febbraio. Ecco, come vengono scelte queste giornate? Perché non abbiamo soltanto questa. Noi abbiamo anche la scelta del 27 di gennaio, i sovietici che liberano il campo di Auschwitz, nel 1944 ne avevano liberati altri, e tutti quelli, i nazisti, i capi nazisti, che hanno effettuato il massacro peggiore, l'Action Reinhard, il massacro di 1,5 milioni di ebrei del governatorato della Polonia, tutti quelli dove finiscono quando all'inizio del 1944 in quelle zone arriva, si avvicina la guerra e i tedeschi hanno finito il massacro degli ebrei polacchi? Finiscono tutti a Trieste, alla risiera di San Saba. Sono tutti lì a operare nel territorio che, ricordo, in quel periodo non afferiva alla Repubblica Sociale, ma era direttamente controllato dal Reich tedesco, i territori appunto nord adriatici. Il punto però adesso, tornando alla questione delle date, noi abbiamo visto la scelta del 27 di gennaio, poi abbiamo il 17 di marzo Unità Nazionale, no? Abbiamo il 26 di gennaio adesso la giornata degli alpini, abbiamo il 9 di maggio la giornata contro il terrorismo. Ecco, il professor Conti, ma come lui molti altri storici, sostiene che queste date, diciamo così, diciamolo in maniera laica, quantomeno la scelta è stata estremamente discutibile di tutte queste date, e questo in qualche modo è un elemento che
sul quale conviene approfondire e riflettere. Prego. Sì, diciamo che appunto l'Italia è stata davvero in questo senso un laboratorio, perché a partire dalla fine degli anni 90 ha cominciato a produrre una serie di leggi memoriali che hanno progressivamente codificato un calendario civile che, lo vedremo tra poco, sembra fatto più per dimenticare, non per ricordare. Iniziamo col 27 gennaio. Quella data, sapete, lo abbiamo appena ricordato, cade l'anniversario della liberazione da parte dell'Armata Rossa sovietica del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, così magnificamente evocata dalle pagine di Primo Levi nella tregua, con l'arrivo dei 4 soldati a cavallo, dei 4 militari, i primi non armati contro di noi, i primi non armati. Ecco, quel giorno ricorre l'anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau e quindi simbolicamente la comunità internazionale ha scelto di rappresentare in quel momento l'immagine della fine del regime concentrazionario di massa, cioè di quell'unicum che ha rappresentato il nazifascismo in termini di messa a disposizione di un genocidio delle forze, delle intelligenze militari, politiche, culturali, sociali ed economiche dello sterminio sistematico degli esseri umani. Ora, questa giornata è celebrata in tutto il mondo. Come è celebrata in tutto il mondo, d'altronde, il 10 febbraio, ma come giornata della pace, non come giornata del ricordo. La storia però deve avere una finalità pedagogica, soprattutto per le giovani generazioni. Deve costruire di nuovo, lo ripetiamo, un orizzonte di senso, dopo che è trascorso. E allora in un paese che non ha dato i natali al fascismo, la Francia, in un paese che non ha combattuto la guerra a fianco di Hitler, Francia, che non ha promulgato le leggi razziali nel 1938, Francia, che non ha riempito i vagoni piombati, portare le persone nei forni o nelle camere a gas, per il fatto di aver avuto all'interno della propria comunità nazionale un regime collaborazionista, Repubblica di Vichy, la Francia ha discusso apertamente, in maniera pubblica, dell'istituzione di una giornata che ricordasse le responsabilità francesi nelle politiche di sterminio, individuando quella giornata nel 16 luglio, giorno in cui ricorre l'anniversario del rastrellamento di oltre 10.000 ebrei parigini ad opera della polizia politica di Vichy, per i francesi. Quando in Italia, nel paese che ha dato i natali al fascismo, che ha combattuto la guerra al fianco di Hitler, che ha promulgato le leggi razziali nel 1938, che ha riempito i vagoni piombati di esseri umani, deportandoli nei campi di sterminio, quando in Italia in Parlamento si è discusso della possibilità di istituire la giornata della memoria italiana il 16 ottobre sul modello francese, giorno in cui ricorre l'anniversario del rastrellamento anti-ebraico di Roma, oltre 1.000 ebrei della mia città deportati nei campi di sterminio, da cui tornarono in 12, il Parlamento, con voto bipartisan, ha bocciato questa mozione ed ha istituito la giornata della memoria il 27 gennaio, costruendo un immaginario collettivo che alle giovani generazioni restituisce quale immagine? Un carro armato russo che entra in territorio polacco e rompe il reticolato di un campo di sterminio tedesco. L'elemento italiano è semplicemente sparito, non esiste più. Inghiottito nella nostra memoria insieme ai crimini di guerra e alle responsabilità, al lascito, all'eredità fascista. Il 10 febbraio, abbiamo detto, con voto bipartisan viene istituita la giornata del ricordo e il 17 di marzo viene istituita per decreto la giornata dell'unità nazionale. Qui l'Italia non è più soltanto un laboratorio, è un caso unico al mondo. In quella giornata, voi lo sapete, ricorre l'anniversario della promulgazione
dei decreti che unificano i territori del Mezzogiorno al Regno di Savoia. Ma se la storia non ci inganna, potremmo dire ironicamente, anche se la geografia non ci inganna, al marzo del 1861 all'Unità d'Italia mancano Roma Capitale, Stato Pontificio e una parte dell'Unione. Ora sarebbe stato più logico istituire quella giornata il 20 settembre, il giorno della breccia di Porta Pia, della fine del potere temporale della Chiesa, ripristinando peraltro una festività civile abolita dal fascismo dopo la firma dei patti lateranensi. Ma questo avrebbe creato un conflitto memoriale con lo Stato nello Stato che alberga il nostro paese. E dunque l'Italia, paese unico al mondo, celebra la sua giornata dell'unità nazionale in un giorno in cui l'unità nazionale non esiste. Il 9 maggio, sempre con voto bipartisan, è stata istituita la giornata della memoria delle vittime del terrorismo nel nostro paese. Quel giorno, voi lo sapete, ricorre l'anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, sequestrato e ucciso dalle Brigate Rosse dopo 55 di rapimento, lasciato in via Caetani a Roma, a metà strada tra la direzione nazionale del Partito Comunista in via delle Botteghe Oscure e quella della direzione nazionale della Democrazia Cristiana in piazza del Gesù. Ora, se lo sviluppo storico della democrazia nel nostro paese fosse stato lineare fino a quel momento, nessuno avrebbe avuto nulla da eccepire nell'individuazione di quella data come giorno della memoria delle vittime del terrorismo. Ma noi sappiamo benissimo che pur volendo enucleare come fatto a sé stante, e non possiamo farlo, la strage del 1° maggio del 1947 a Portella della Ginestra, in Sicilia, all'alba della Repubblica, fenomeno del terrorismo che caratterizza almeno 3 lustri del nostro vissuto repubblicano e democratico, emerge almeno dal 12 dicembre del 1969, il giorno della strage di Piazza Fontana e del contestuale attentato. Ma, naturalmente, quando questa mozione viene portata in Parlamento, viene bocciata con voto bipartisan, con la stessa maggioranza bipartisan, viene approvata la mozione che propone il 9 maggio, perché è più semplice, facile, è meno complesso, di nuovo la resa di complessità della storia. È meno complesso raccontare alle giovani generazioni di un soggetto esterno allo Stato, le Brigate Rosse, che attacca il suo cuore, il cuore dello Stato, come, diciamo così, propagandavano i brigatisti con la loro grammatica, piuttosto che spiegare alle giovani generazioni che il fenomeno del terrorismo in questo paese è al cuore dello Stato. Stragi rimaste impunite per decenni e ancora oggi. Pensavamo di aver chiuso questo calendario della memoria, che, ripeto, sembra fatto più per dimenticare che non per ricordare. Invece nell'ultimo scorcio della legislatura passata, sempre con voto bipartisan e a onor del vero con un astenuto, è stata istituita il 26 gennaio la giornata del ricordo del sacrificio degli alpini. Ora, ammesso che fosse indispensabile l'individuazione di una giornata specificatamente dedicata a un corpo delle nostre forze armate, elemento che ha destato qualche perplessità anche nel nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che la nostra Costituzione, ricordiamo, riconosce come il capo delle forze armate. Perché naturalmente se questo principio fosse applicato a tutti i corpi del nostro esercito, delle nostre forze armate, noi vivremo un 4 novembre tutto l'anno. Ma diciamo, ammessa la necessità di questo passaggio, qual è la data scelta dal nostro Parlamento sostanzialmente all'unanimità per celebrare questo corpo? È per caso una data che ricordi il grande contributo che il Corpo degli Alpini ha dato alla guerra di liberazione nazionale, alla resistenza, così come ci è stata raccontata da grandi padri della patria, Ugo Revelli, Mario Rigoni Stern, che sono partiti alpini alla volta della guerra fascista in Unione Sovietica, sono tornati comandanti partigiani. No, non è questa la data scelta e non è neanche una data, quella scelta dal Parlamento, in grado di conciliare la dimensione civile con quella militare. Qualcuno di noi avrebbe avuto qualcosa da eccepire se fosse celebrato il corpo degli alpini
in ordine al suo intervento, al suo sostegno, al suo aiuto decisivo alle popolazioni terremotate del Friuli, piuttosto che dell'Irpinia qualche anno dopo? Nessuno. Ma non è neanche questa la data scelta per celebrare quel corpo militare. La data, l'abbiamo detto, è quella del 26 gennaio, giorno in cui ricorre una battaglia vinta dal corpo degli Alpini. Ma vinta dove? Quando? E in che contesto? Vinta nel quadro della Seconda Guerra Mondiale, nell'ambito della guerra fascista e più specificatamente dell'operazione Barbarossa, dell'invasione dell'Unione Sovietica. Viene combattuta e vinta dagli Alpini vicino alla città di Nikolajevka, che all'epoca era territorio sovietico, oggi territorio dell'Ucraina. E dunque nell'immaginario collettivo il nostro Parlamento sceglie di istituire questa giornata ricongiungendo un ipotetico nemico di ieri con un nemico di oggi, l'uso pubblico della storia. Un uso pubblico della storia che però non fa i conti con questa straordinaria disciplina, perché la storia è straordinaria ma spietata. E dunque bastano 24 ore, un giro d'orologio, e i nemici del 26 gennaio tornano ad essere i liberatori del campo di sterminio di Auschwitz, che celebriamo con voto di parte. Allora, abbiamo centrato questo punto del uso pubblico della storia. Tra l'altro mi veniva in mente anche c'è tutta la Prima Guerra Mondiale. Gli alpini qualcosa hanno fatto anche durante la Prima Guerra Mondiale, qualche ruolo hanno avuto, si poteva anche in qualche modo scegliere andando a trovare una data diversa. Però tutte queste date sembrano scelte quindi in base, come dire, a calcoli, convenienze, opportunità di tipo, come dire, che non hanno molto a che fare con il merito, con la sostanza. Personalmente io mi occupo di comunicazione, quindi di questo genere di temi, e per esempio l'uso pubblico della storia a me fa venire in mente Jürgen Habermas, grande filosofo tedesco. Perché? Perché è uno dei più grandi studiosi dell'opinione pubblica, dei comportamenti, la sfera pubblica, come funzionano le società democratiche. E fra l'altro credo che lui dicesse in maniera molto, molto chiara che è un'idea che magari adesso è superata dagli eventi, dal tipo di strumenti di cui disponiamo, ma lui proprio prendeva posizione un po' contro l'uso pubblico, l'uso politico della storia, proprio perché diceva è meglio che si occupino di questo le persone che hanno la competenza, la solidità scientifica, gli strumenti per farlo. Ma questo diventa adesso difficile da richiamare oggi. Prima è stato detto, servono più che per ricordare, per dimenticare, o anche un po' per rimuovere le contraddizioni legate a degli eventi. Ma quello che da persona che si occupa di comunicazione mi viene in mente è che tutta questa individuazione di date, giornata di, giornata del, giornata, è tutto un meccanismo per il quale, insomma, dobbiamo, come dire, dall'alto, dover proiettare, dare all'opinione pubblica per forza delle giornate su cui andare a focalizzare un'attenzione che però a questo punto è distratta, non potrà mai essere legata a un percorso effettivo di crescita culturale intorno a questi temi. Il professor Conti è un sostenitore di questa immagine, idea del populismo storico. Io, occupandomi anche di queste cose, insieme, sulla parola populismo, sul termine populismo la uso con estrema prudenza, nel senso che è una parola che ci porta, però in realtà
quello che lei voleva dire, vediamo se io ho capito bene, è, come dire, stiamo andando un po' oltre il revisionismo storico, siamo entrati in un'altra epoca. Ci può spiegare quale? Noi abbiamo avuto, diciamo così, una modalità di raccontare gli eventi della Seconda Guerra Mondiale fino al 1989, dalla caduta del muro di Berlino. Perdonerete per l'estrema sintesi, gioco forza riduttivo. Una modalità che rappresentava un conflitto di valori, uno scontro irriducibile tra il paradigma della società nazifascista e il paradigma della società antifascista. Un'immagine che poteva essere rappresentata, ed è stata rappresentata per decenni, attraverso la figurazione del partigiano col fucile in mano, partigiano armato. L'immagine cioè di uno scontro ad esito del quale un paradigma di valori emergeva nei confronti e contro un altro. Questo elemento cessa, viene meno con la fine della guerra fredda, per ragioni geopolitiche. Perché la fine della guerra fredda ridisegna, ad esempio, lo spazio europeo, nel suo insieme, e quindi avvia un processo di unificazione che necessita di un altro racconto storico, che non può più essere quello incarnato dal partigiano in armi, perché il cuore della riunificazione europea è senz'altro la Germania, ovvero un paese che la resistenza e il partigiano armato ha visto. E dunque, per costruire una memoria pubblica che tenga insieme la complessità delle vicende europee attraversate da 2 guerre mondiali, il paradigma, il racconto viene modificato ponendo al centro questa nuova narrazione non più il conflitto di valori rappresentato dal partigiano combattente, ma la vittima. Il paradigma valoriale si trasforma nell'era del testimone, quello che Giovanni De Luna giustamente ha chiamato il paradigma vittimario. Il racconto cioè delle sofferenze, della tragedia, dei drammi vissuti dai popoli d'Europa, che evidentemente, quale che sia stata la loro collocazione nel contesto del secondo conflitto mondiale, hanno vissuto. Sì, hanno vissuto la fame, la distruzione, i bombardamenti, la perdita degli affetti, tutti i popoli europei, compresi quelli che hanno avuto i governi che hanno scatenato quella guerra. E dunque la Germania prende in carico questo meccanismo narrativo, assume su di sé quello che noi in maniera popolare chiamiamo il senso di colpa rispetto all'eredità del Terzo Reich, e contestualmente costruisce con l'era del testimone un paradigma vittimario che pone al centro la vittima. Questo elemento è un elemento fondamentale perché crea un rapporto diretto, empatico, cioè non filtrato dalla disciplina scientifica della storia, tra il messaggio che i governi, gli stati, i parlamenti propalano e il popolo, senza intermediazione. L'era del testimone disintermedia il nostro rapporto con la storia. Chi di noi non prova empatia, non si commuove nell'ascoltare il racconto di un reduce da un campo di concentramento, di una vittima, di un esule, di un parente di un infoibato? Questo elemento però produce, già nella sua radice origine, un meccanismo che riesce ad arrivare a giungere all'esito a cui il revisionismo storico
grezzo, impattante, non è riuscita ad arrivare, ovvero l'equiparazione di fascisti e antifascisti, di nazisti e antinazisti. Perché? Perché se il dolore è tutto uguale, se le vittime sono la stessa cosa, se la Shoah e le foibe diventano la stessa cosa, signori, anche i carnefici diventano la stessa cosa. Anche i nazisti dei campi di sterminio diventano uguali ai partigiani titini. E dunque, laddove il revisionismo non aveva raggiunto l'esito e il risultato sperato, l'equiparazione, l'era del testimone, il paradigma vittimario, giunge, riesce ad ottenere quel risultato. L'Italia è davvero il laboratorio del paradigma vittimario, la Repubblica del dolore, come ha intitolato un suo saggio Giovanni De Luna, che racconta cioè attraverso il calendario che abbiamo appena sinteticamente rappresentato, l'Italia costantemente come un paese ed un popolo vittima. Vittima il 10 febbraio, vittima il 27 gennaio, vittima il 9 maggio, vittima persino il 26 gennaio, la rotta dei poveri alpini dati a morire sul fronte russo. Questa Repubblica del dolore produce una narrazione, diciamo così, bivalente. Da un lato alimenta un mito profondamente radicato nella nostra cultura e nella nostra coscienza popolare, quello degli italiani brava gente, quello degli italiani che non uccidono, non sparano, non fanno la guerra. Gli italiani, per capirci, del film del 1994 Mediterraneo, che vinse l'Oscar, che racconta la storia di un gruppo di militari del Regio Esercito fascista che sbarcano in Grecia e anziché essere militari facenti funzioni, non sparano un colpo, non combattono, non uccidono, posano la bella del paese, frescano le chiese, fanno le partite di calcio. È l'Italia che in queste settimane, recandosi al cinema, poteva vedere il film Comandante, che racconta la storia di un capo della Marina italiana della Seconda Guerra Mondiale fascista, che guida un mezzo marino e affonda un mezzo alleato nemico. Eppure, una volta affondato il mezzo alleato nemico, decide, interpretato il comandante da Pier Francesco Favino, di recuperare, di salvare l'equipaggio affondato. E alla domanda del suo sottoposto su perché sia stata scelta quella condotta, il film si conclude con la frase simbolica di Favino che dice: perché siamo italiani, perché il nostro popolo è un popolo buono. Questo elemento direttamente si riconnette alla rimozione, perché ogni narrazione è una scelta selettiva su cosa ricordare e cosa dimenticare. E dunque cosa scegliamo noi attraverso il paradigma vittimario di dimenticare? I nostri crimini di guerra, nostre responsabilità. Alla fine del secondo conflitto mondiale, la Jugoslavia, la Grecia, l'Albania, l'Unione Sovietica, l'Etiopia, l'Eritrea, la Libia, Francia, presentano una lunga lista alle Nazioni Unite, all'ONU, di criminali di guerra italiani da processare, che si sono macchiati di reati contro la popolazione civile e contro i partigiani, che fanno capo a stupri di massa, incendi, saccheggi, devastazioni, deportazioni di civili, rappresaglie, distruzione di villaggi, violenze e torture nei confronti delle formazioni e dei membri delle brigate partigiane. Nella sola Lubiana occupata dagli italiani il 6 aprile del 1941, alla fine del conflitto il censimento registra 36.000 morti su 360.000 abitanti, il 10% della popolazione.
significa che in ogni casa di uno sloveno c'è un lutto per mano italiana. L'occupazione della Jugoslavia nazifascista, costa a quella popolazione 1.100.000 morti, la distruzione di oltre un terzo delle sue strutture e infrastrutture industriali, di 2/3 della sua capacità di produzione agricola, significa affamare un'intera popolazione. Italiaschi palicuce, italiani bruciatetti, venivano chiamate le nostre truppe di occupazione, perché erano solite entrare nelle frazioni, nei paesi, nelle città jugoslave e con i lanciafiamme dare fuoco agli abitati in prevalenza contadini e quindi costruiti con il legno, per favorire lo sfollamento dei territori occupati e la sostituzione di quella popolazione con popolazione italiana. Qualcuno oggi potrebbe chiamarla sostituzione etnica. Ora, questi crimini che gli italiani compiono ovunque, alla fine della seconda guerra mondiale dovrebbero essere portati di fronte ad una Corte Penale Internazionale, oppure discussi in processi nei paesi che chiedono l'estradizione dei nostri criminali italiani. Insomma, signori, bisognerebbe costruire una Norimberga italiana sul modello tedesco. Eppure neanche uno degli oltre 1.000 criminali di guerra italiani iscritti nelle liste dell'ONU verrà mai processato né da un tribunale penale internazionale, né tantomeno estradato nei paesi che pure ne fanno richiesta, come la Jugoslavia. Mai permetteremo, dichiarò il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dell'epoca, destinato a una carriera importante, si chiamava Giulio Andreotti, nel 1946. Mai permetteremo che un militare italiano venga processato da un tribunale estero, tantomeno da un tribunale comunista. E allora questa impunità, questa mancata Norimberga italiana, come la chiamano gli storici, è riconducibile a 2 elementi. Uno di carattere internazionale, geopolitico, ancora una volta, la realpolitik e l'uso pubblico della storia applicata al racconto del passato. L'altro naturalmente di carattere interno. Cercheremo sinteticamente di spiegare di che cosa si tratta. Naturalmente la questione geopolitica è prevalente. Alla fine del secondo conflitto mondiale organizzare e promuovere una Norimberga italiana significava non solo processare e dunque rimuovere tutti i vertici delle forze armate, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Pubblica Sicurezza, del Ministero dell'Interno, dei servizi di sicurezza, ma significava contestualmente a questo, contestualmente alla rimozione di questo personale, porsi il problema della sua sostituzione. Con chi? Col personale politico e militare formatosi nel 43-45 nel corso della guerra di liberazione nazionale. Ma, ed è la domanda retorica che oggi in termini storici ci poniamo, poteva la costituenda alleanza atlantica, potevano gli alleati anglo-americani promuovere una Norimberga italiana, rimuovere i criminali di guerra e sostituirli con personale politico e militare proveniente dalla resistenza che, oggi lo sappiamo per studi statistici, per il 70% afferiva ai 2 partiti, socialista e comunista, all'epoca alleati di Mosca, contro cui l'alleanza atlantica si andava costituendo. Non potevano farlo e non lo fecero. Mantennero per questo ai loro posti tutti i criminali di guerra italiani che si erano macchiati in ragione della realpolitik, dell'anticomunismo che sovradeterminava la discriminante antifascista su cui si andava rifondando lo Stato, e dall'altra parte sul piano della più umana, prosaica, ricattabilità di questo personale, sulla cui testa pendeva costantemente la spada di Damocle e la possibilità di essere estradati o processati per crimini di guerra. Questo ne faceva un personale militare assolutamente affidabile e fedele. Avrebbe risposto a qualsiasi ordine in partito
l'esercito politico che l'aveva salvato. E abbiamo una dimostrazione pratica e tragica all'alba della Repubblica. I due questori di Lubiana, occupata, 6 aprile del 1941 da parte italiana, si chiamavano Ettore Messana e Ciro Verdiani. Erano stati un alto ufficiale del SIM fascista, del servizio segreto, e un alto ufficiale dell'ONU, della polizia politica. Avevano guidato la questura di Lubiana, organizzando, disponendo misure di repressione draconiana contro la popolazione civile. Vengono iscritti nella lista dei criminali di guerra dell'ONU alla fine del conflitto. Alla fine della guerra si recano a Roma, si presentano al Ministero dell'Interno e il Ministro dell'Interno dell'epoca, Mario Scelba, li riassume, li riassorbe immediatamente in organico, li invia in Sicilia, esattamente nello stesso identico ordine in cui avevano guidato la questura di Lubiana durante l'occupazione nazifascista. Prima Ettore Messana e poi Ciro Verdiani. Li pone alla guida dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza dell'isola. È un momento particolare per la Sicilia, è attraversata da un grande movimento contadino, l'occupazione delle terre, la rivendicazione della riforma agraria, la fine del latifondo. In quel momento, tra il 1946 e il 1948, Ettore Messana e Ciro Verdiani, due criminali di guerra, guidano quella che oggi sarebbe la Direzione Nazionale Antimafia. 1952, la Corte d'Appello di Viterbo emette la sentenza per la strage di Portella della Ginestra del 1 maggio del 1948. Si è consumata proprio nell'interregno di Ciro Verdiani ed Ettore Messana sull'isola. I giudici, scrivendo quella sentenza, individuano nel bandito Salvatore Giuliano e negli uomini della sua banda i responsabili materiali della strage sulla piana degli Albanesi, ma non vogliono esimersi dal lasciare scritto in quella sentenza che a proteggere la latitanza, a fornire denaro, armi, cure mediche al bandito Salvatore Giuliano e agli uomini della sua banda, stati Ettore Messana e Ciro Verdiani, due criminali di guerra rimasti impuniti dalla mancata guerra italiana, che all'alba della Repubblica si rendono corresponsabili della prima strage di Stato. Come tempi di fatto siamo arrivati, diciamo. Però io avrei ancora una domanda, però se ci sono, per una risposta breve, se ci sono domande, facciamo parlare i presenti. Prego. Dovrebbe funzionare. Io sono la Presidente dell'Ateneo Veneto e devo precisare che la lettura del comunicato dell'ANPI non mi era stata comunicata né sarebbe stata comunicata. Questo lo dico per correttezza. Ho ascoltato con molta attenzione l'interessantissima relazione che ha fatto il professore. Non so se le ricostruzioni sono dietro scelte, siano esattamente così o altre, non ho la e probabilmente dietro a queste scelte c'è sempre la politica del management, cioè se c'è la giornata della memoria, ma anche deve esserci la giornata del ricordo. I ragazzi partigiani, ma anche i ragazzi di Salò. Questa politica. Però mi chiedo, detto questo, non è comunque utile avere delle giornate che costringano noi, ma soprattutto chi queste cose non le ha studiate, non ne ha memoria, non ha ricordo, a ripensare. E non è forse utile pensare anche nella complessità, professore, che lei dice, che è ovvio che non vanno visti gli episodi in sé, ma nella complessità, però devo anche dire che mi spiace che ora immensa stia parlando del pregresso, delle orribili vicende che sono state le cose, delle orribili vicende che sono state mi
dispiace perché quelle sono state delle tragedie i nostri connazionali. Quindi avrei pensato che fosse anche una parola in più, anche la sua comunque la mia domanda, questa è un'osservazione, la mia domanda è: non trova comunque che sia utile in un mondo che dimentica avere dei momenti che costringono a ricordare, ovviamente con l'impegno a ricordare. Sì, sentiamo se ci sono anche altre persone, a questo punto poi una breve e sintetica replica. Ci sono altri? Prego. Volevo chiedere, alla luce della tua partecipazione in qualche modo ai processi per Piazza della Loggia, per Bologna, ha trovato delle contiguità tra gli ambienti di Giuliano d'Arma e dei popoli e alcuni di questi eventi? Altri? Volevo solo dire una cosa. Perché era parola che parlasse di no. Perché tutta Antonella Magarazza non sul fatto di come sono fatti, parla di come sono fatti, capacità di sopravvivere, quando addirittura il passato. Ripeto, sulla data del 10 febbraio, molti rappresenta una strage che ha portato 20-30 milioni di morti, 70 milioni di morti. Sì. Per noi italiani, ha voluto la storia del stato, ha voluto 300.000 persone buttate fuori di casa propria, prese in campo di profughi, quindi idea di cosa sia stato. Qua c'è qualche chiaro, forse qualcuno che avrà sentito parlare, abbia avuto. Io mi aspettavo. Grazie. No, le motivazioni, allora andando indietro nel tempo, io trovo la motivazione, è Sì, siamo purtroppo stretti coi tempi. Altre persone? Ci tengo a ricordare che il tema, così come mi era stato indicato, era ricordare secondo legge il giorno del ricordo e la sua legge istitutiva, quindi praticamente i risultati a 20 anni dall'entrata in vigore. Quindi comunque abbiamo dedicato del tempo importante alle giornate così come sono state scelte, con tutte le osservazioni che fa lei, perché poi la risposta che è stata data, io non l'ho detto, ma la risposta che è stata data a Habermas era che comunque un uso pubblico della storia era comunque importante e utile perché comunque faceva discutere la comunità, ma non rubo niente. Brevissimamente, cerco di essere davvero sintetico. È la modalità con cui viene ricostruito il percorso. Viene letta la vicenda del paese. Allora, noi abbiamo mai sentito parlare di una legge che ricordi l'esodo o gli esuli tedeschi? Esiste in Germania una cosa di questo genere? Abbiamo idea di quanti siano i tedeschi che sono stati espulsi dalla Cecoslovacchia, dalla Polonia, dall'Ungheria e dalla Jugoslavia? Non qualche centinaio di migliaia di persone che hanno vissuto quella esperienza traumatica, ma 12 milioni di esseri umani. 12 milioni. L'immagine di una giornata del ricordo, così come viene celebrata in Italia e in Germania, è semplicemente impensabile.
Impensabile. E dunque veniamo al tema del ma è meglio ricordare o no? È meglio ricordare, bisogna farlo secondo l'intelligenza dei fatti e non secondo la strumentalità della storia. C'è stato in questo senso davvero di aiuto un intervento splendido, in apertura di questa legislatura di Liliana Segre al Senato. Ora Liliana Segre ha la storia che tutti noi conosciamo e quindi avrebbe avuto tutto l'interesse anche proprio personale, volata molto alta, a ricordare l'importanza comunque di avere delle giornate del calendario che ricordino, anche se contraddittoriamente, eccetera. E invece Liliana Segre fa un calendario civile in quel discorso, indica le date del calendario civile che sono tutte date che non c'entrano nulla col calendario civile licenziato dal Parlamento. Dice chi di noi non può non riconoscersi nelle date del 25 aprile, del 2 giugno e del 1 maggio. Lei che avrebbe avuto interesse a ricordare il 27 gennaio come sopravvissuta dei campi di sterminio, eppure riesce ad avere la lucidità di capire che non è quella la strada che ricorda, perché quella è la strada che dimentica. E purtroppo l'uso strumentale che in particolare in queste date del calendario che abbiamo elencato c'è stato per 20 anni nel nostro paese, non ha prodotto una ricostruzione storica complessiva, ha determinato invece un conflitto della memoria che è tracimato nell'ambito politico. E questo è il peggiore servizio che lo Stato, cioè le istituzioni che hanno il compito della trasmissione del sapere e della garanzia della libertà della ricerca scientifica, dovrebbero avere. Invece questo è accaduto esattamente in una spirale inversa. E quindi oggi, appunto, il tema che non era la giornata del ricordo e la questione delle foibe, ma era appunto il ragionare sulle modalità di costruzione di un calendario civile, ci deve appunto specificamente portare a concepire l'idea che questo tipo di organizzazione del racconto del nostro passato non fornisce delle griglie interpretative, ma anzi le trasforma in un oggetto di contesa che ne delegittima anche in radice il significato. Noi pensiamo a quello che è successo lo scorso ultimo 27 gennaio, un giorno in cui si ricorda la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, la fine del regime concentrazionario di massa, e che è stato trasformato in una contesa tra chi accusava lo Stato di Israele di essere la stessa cosa della Germania nazista. È questa la modalità di ricordare attraverso un calendario civile, di offrire griglie interpretative del presente? Io penso di no. Io penso che il compito della storia sia altro e forse appunto proprio Liliana Segre col suo straordinario intervento ci ha dato un punto di osservazione davvero, a mio giudizio, indispensabile. Grazie a tutti, buona serata.